Parliamo di agricoltura, però c'è la controbattuta situazione degli organismi geneticamente modificati. In Italia non possono entrare, la cittadinanza è molto sospettosa, comunque l'agricoltura perde punti, un 20% in meno di produttività. Quali pericoli per la salute umana qualora potessero essere introdotte queste nuove produzioni? Nessun pericolo, perché quello che è vietato in Italia è coltivarli, ma da 20 anni importiamo la stragrande maggioranza dei mangimi che utilizziamo per allevare vacche e maiali, anche delle produzioni di alta gamma, le produzioni di alta qualità. Quindi la base della mangimistica in Italia e in Europa è fatta con OGM, da quasi 20 anni senza nessun problema, e addirittura il cotone del quale siamo vestiti o col quale curiamo le nostre ferite per il 70% è geneticamente modificato. Nonostante questo, è esattamente questo il dissidio e il problema in questo paese, temiamo l'arrivo di qualche cosa di nuovo. In realtà è semplicemente che non possiamo coltivare in Italia quello che invece possiamo importare dall'estero. Ovviamente si devono rispettare tutte le esigenze, tutte le richieste, tutte le preferenze di ognuno. E io credo che se fosse introdotta un'agricoltura con OGM in Italia, acquisterebbero maggior valore, maggior mercato, maggior prezzo le coltivazioni prive di OGM. Oggi sono tutte prive di OGM perché non è possibile coltivare OGM in Italia.